canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. E allora, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro al Popolo, perché è questa edizione ridotta di Chilometro Zoom di noi crisomicrofonati, cioè vincitori del microfono d'oro categoria ambiente per il 2024, Antonino Danna e Lorenzo Viviani. E naturalmente è un'edizione ridotta che oggi si muove con due racconti che abbiamo preparato per voi. Allora, giorno 20 a Milano si sono tenuti gli stati generali della cooperazione lattiero-casearia. Il latte in Italia sembra un argomento di cui ci si ricorda soltanto quando gli agricoltori scendono per strada con i trattori e vanno a protestare. In realtà è un argomento che rappresenta anche un aspetto, se volete, non solo del Made in Italy, ma della sovranità italiana, perché scegliere di comprare del latte italiano è naturaliter una dichiarazione, in fondo, una votazione, se volete, a favore del prodotto italiano. Che cosa è emerso da questa giornata organizzata da Alleanza delle Cooperative Alimentari? Alleanza delle Cooperative ci ha permesso di riflettere sul ruolo del latte. Il latte purtroppo in Italia ormai ha saturato il mercato, gli scaffali sono pieni. Questo vale ovviamente per la grande distribuzione, vale per i grandi marchi, vale per le grandi latterie, i grandi consorzi. Vale un po' meno per quanto riguarda invece chi opera in montagna, specialmente nel Trentino, dove gli orsi sono un grosso problema per chi produce il latte. Gli orsi significa avere problemi a lasciare le vacche al pascolo, significa anche confrontarsi con una situazione di convivenza non facile con questi animali, e poi ancora ci sono le stalle troppo piccole. Ma c'è speranza? Ora come ora il prezzo del latte è più o meno buono, ma naturalmente non è qualcosa di statico. Cosa vogliono le cooperative? Vogliono sfondare in Europa, ma per sfondare in Europa ci vuole un OCM, un organismo comunitario di mercato, e con questo il nostro latte può arrivare all'interno del vecchio continente. Questa è la prima storia che vi raccontiamo. Dopo vi raccontiamo una storia di successo che è nata nel 1984 in Calabria, il salumificio albanese Madeo, la storia di un sud che ce la fa ogni giorno, e addirittura è arrivato già alla seconda generazione con Anna Madeo, che ho avuto il piacere di intervistare. Ma prima vi porto allora in quel degli Stati Generali del Latte. Vai Lorenz! Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte. Bevete più latte, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Qui al microfono con voi Antonino Danna, sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato questa canzoncina che nei primi anni 60 incentivava gli italiani a bere molto più latte, e il refrain anche di Boccaccio 70, l'episodio Le tentazioni del dottor Antonio con Peppino De Filippo. Ma in realtà questo bevete più latte è un bevete più latte che non riguarda più soltanto gli italiani, ma riguarda anche l'Europa. Sono stato il 20 di novembre, questo messaggio arriva proprio da lì, all'evento Latte Italiano, la forza della cooperazione, che è stato organizzato da Alleanza Cooperative Agroalimentari. È stato il primo summit del settore della cooperazione lattiero-casearia. Tanto per dirvene una, rappresenta la cooperazione lattiero-casearia 17.000 stalle, 540 imprese di trasformazione,
più di 13.000 lavoratori, oltre il 65% del latte raccolto in Italia e il 70% della produzione dei formaggi DOP. Naturalmente essere cooperativi ha anche dei vantaggi, perché per esempio il prezzo il prezzo di remunerazione del latte che il socio conferisce alla cooperativa generalmente è del 16% in più rispetto al prezzo del latte in Lombardia. In alcune aree di montagna si arriva addirittura a un prezzo più alto del 30%, questo lo dice tra l'altro Nomisma, che ha studiato il valore economico del sistema cooperativo. Certo, qual è la particolarità di queste cooperative, soprattutto perché hanno bisogno dell'Europa? Perché vedete, è vero che in questo momento più o meno il costo del latte a grandi linee cerca di essere in grado di remunerare i soci delle cooperative. Il vero problema però è un problema di saturazione. In Italia il mercato del latte è pieno, gli scaffali sono pieni e, fatte salve alcune produzioni di nicchia a cui daremo voce nel corso di questo nostro viaggio all'interno del summit sulla cooperazione lattiero-casearia, ecco, salvo queste piccole realtà, la verità è che bisogna cercare un posto sugli scaffali di tutta Europa. E allora l'altro grande altolà che arriva da questo summit è che ci vuole un OCM, un organismo diciamo che un organismo che si occupi a livello europeo del mercato, che rappresenti e rafforzi tutte le cooperative tutte insieme e quindi, diventando massa critica, permetta al prodotto italiano di affermarsi anche fuori dai nostri confini. Ma intanto cominciamo con la situazione attuale delle nostre cooperative, in particolare la cosa più importante e che è alla base di tutto questo nostro discorso è quello che ha detto il presidente del settore lattiero-caseario di Confcooperative Fedagri, Giovanni Guarneri. Cioè, si sono riuniti a Milano questi esponenti del settore lattiero-caseario non per ottenere ulteriori risorse, ma per razionalizzare la gestione delle risorse della PAC, i soldi che arrivano dall'Europa. Questo perché? Perché sono soldi che devono essere usati meglio e in maniera più intelligente per aumentare le possibilità del settore lattiero-caseario e soprattutto consentire a questo settore un adattamento a un contesto che non è facile. La prima voce che noi ascoltiamo dalla tavola rotonda che si è tenuta presso l'Hotel Westin Palace in Milano è la voce del presidente della latteria Soresina, per la precisione il presidente della latteria, anzi è il direttore, scusate, generale della latteria Soresina, che si chiama dottor Falzetta. Bene, noi siamo pronti e in particolare diamo voce quindi al dottor Falzetta per ascoltare la sua posizione su questi fatti. È conveniente essere delle cooperative? Sì, ma non è più conveniente commerciare soltanto in Italia. State a sentire. Se vediamo la longevità delle nostre imprese, significa che, come si diceva prima, funziona. La latteria Soresina ci rivedrà 125 anni, 5 per le altre ortodossi. Il modello cooperativo, a differenza di quello industriale che soffre molte volte il passaggio generazionale e che si presta poi anche dalla finanza aggressiva, comprando le aziende e staccandosi dai territori. E quindi va operando anche, svuotando quello che è il complesso industriale italiano. Quindi la cooperazione questo lo fa, la cooperazione è legata ai territori, legata a una storia, legata alle persone. Indubbiamente la formula segreta della cooperazione di quei modelli è un po' anche nella concordia, quindi è molto importante tutelare la pace sociale. La pace sociale è alla base di una cooperazione. La cooperazione vive di assi forti, ad esempio importante di una cooperativa, un asse forte tra la presidenza e la direzione generale, il ruolo complementare. Ognuno non può fare il lavoro dell'altro e uno non può fare il lavoro da solo rispetto all'altro. C'è la squadra tra i soci e i manager, perché siamo due facce della stessa medaglia. Quindi è
comunque un modello complesso che necessita di manutenzione e di tenuta. È chiaro che la cooperazione ha delle grandi sfide, che vedevamo anche poc'anzi, e le sfide sono sul mercato. Il mercato italiano è un mercato in recessione demografica, consumiamo meno e non viene compensato totalmente dal turismo, fortunatamente, che è in crescita. Le sfide nostre non sono solo di mercato, che ci tornerò sopra, ma sono anche del modello, delle competenze. Stiamo andando verso la trasformazione digitale, molto importante, si parla di intelligenza artificiale, ma dobbiamo prima digitalizzare le nostre imprese prima di parlare di intelligenza artificiale. Abbiamo un modello che sostanzialmente distribuisce tutti i utili, deprimendo quello che è la redditività delle imprese, la dialettica con le banche, con il mondo finanziario, va sempre spiegato. Quindi sicuramente dobbiamo fare un'attenzione alla patrimonializzazione delle nostre cooperative. Sicuramente molto importante se vogliamo fare è affrontare le sfide del futuro. Ad esempio la Tria Salesina, come diciamo, avevamo poco meno di 30 milioni di patrimonio netto, oggi siamo intorno ai 90 milioni di patrimonio netto. Se le aziende cooperative vogliono crescere, devono fare dei lavori a casa, non possono pensare sempre che lo facciano degli altri. Devono fare quello che c'è un autofinanziamento, però l'autofinanziamento molte volte è visto anche come debito, quindi bisogna entrare in merito all'interno del modello della cooperazione. Sicuramente, come dicevamo prima, la sfida sui mercati internazionali, perché in Italia è un mercato ipercompetitivo, ci sono meno poche, le persone che arrivano non sono molto, diciamo, non sono consone ai nostri stili di alimentazione, noi dobbiamo guardare all'estero. Noi dobbiamo andare all'estero e andare all'estero significa avere anche delle dimensioni. L'opportunità c'è, perché abbiamo visto che c'è una ricerca dei formaggi italiani, che questo è molto importante. L'outlook sulla crescita del consumo dei formaggi nel mondo è di 8,5% nel prossimi anni. E noi abbiamo delle eccellenze, che sono i prodotti DOP. I prodotti DOP sono ricercati nel mondo, sono consoni alla cooperazione perché sono legati ai territori. Non possiamo portare i nostri prodotti DOP all'estero. Lo stare insieme per la produzione dei prodotti DOP è fondamentale per il futuro della cooperazione. Abbiamo dei modelli virtuosi anche i consorzi e lo stare insieme. Si mettono risorse insieme per promuovere e tutelare i prodotti intorno al mondo. Abbiamo esempi virtuosi come Gran Padano, come Già, ma anche quelli un po' minori come il Gorgonzola e quant'altro. Quindi la sfida non è in Italia. La sfida del modello della cooperazione, secondo noi, della Tedesca Salesina, è all'estero. Un'altra delle cose che sono emerse nel corso di questo summit, appunto dedicato alla cooperazione del latte, è che se sei grande e ti trovi in Italia è un discorso, ma se sei una piccola realtà e in quanto tale ti trovi per esempio sulle montagne del Trentino, il discorso si fa molto più pesante e si fa anche molto particolare. Perché? Perché come spiega adesso Stefano Albasini, che è il presidente di Trentingrana, fare diciamo la raccolta del latte in montagna non è facile. Inoltre c'è un altro fatto: da tempo c'è il problema degli orsi, c'è il problema dei grandi ungulati che creano guai a un settore che peraltro non si può espandere per motivi logistici, intanto perché le vacche vengono portate a pascolare in quota e in quota non è possibile nemmeno fare dei grandi impianti e le stalle sono piccole. State a sentire allora che cosa mi ha detto Stefano Albasini, che è il presidente della cooperativa di Trentingrana. E allora siamo qui con Stefano Albasini, presidente di Trentingrana Concast. Allora, io ho sentito, mi corregga se sbaglio Presidente, io ho sentito nel suo intervento un vero e proprio grido di dolore che viene dalle montagne del Trentino, perché insomma tra
il problema del ricambio, gli orsi, il mutamento climatico, addirittura insomma state andando in quota sopra i 1200 metri. Che cosa sta succedendo? Beh, penso che fosse anche fisiologico che la frutta e l'uva remunera più che la zootecnia, fino adesso sembra remunerato di più, quindi questo è un fattore fisiologico forse che ci spinge sempre più in alto. Dopo abbiamo il problema del ricambio generazionale, che tanti giovani non vogliono mettersi in sfida perché ci sono tutti questi problemi che abbiamo una bassa meccanizzazione dei terreni, sono terreni impervi e ripidi e che producono anche poco. In più abbiamo adesso anche la storia dei grandi carnivori che ci tormentano in malga, portiamo sugli animali, non si sa mai se ritornano a casa o se vengono sbranati e mangiati su in montagna. Ecco, questo è un problema che ci affligge. In più abbiamo il caro prezzo perché abbiamo i trasporti, noi giriamo come cooperative, giriamo sul territorio a raccogliere latte, non abbiamo queste grandi produzioni perché le produzioni delle nostre aziende sono poco, addirittura facciamo magari 70 km per raccogliere un quintale di latte, quindi penso che i costi non si abbattono con queste cose qui. Questi sono problemi veramente. E poi una delle cose che si sono osservate è che il mercato è saturo, il mercato italiano, gli scaffali sono pieni, quindi come si fa a sboccare in Europa? Beh, penso che con i nostri prodotti, che sono prodotti quasi di nicchia, diciamo, della montagna, noi dovremmo trovare degli sbocchi sull'esterno, sull'Europa, perché non abbiamo questi grossi quantitativi. Bisogna che però la politica e un po' anche il consumatore finale apprezzi e valorizzi i nostri prodotti. Ecco, appunto, serve magari un'educazione, un'informazione. Una delle cose che si sono sentite oggi è quella della necessità di una informazione. Senta, ma in tutto questo, ecco, c'è anche questo fatto che è venuto fuori. Tanti dicono, vabbè, ogni volta che si parla di animali, che si parla di stalle, c'è sempre quello che dice, vabbè, però inquina, però sottrae delle risorse, però c'è tutta questa ondata di malinteso senso green. Come possiamo rispondere? Perché giustamente si diceva, l'animale in quota è necessario, non è che sta lì per vostro divertimento. Studi fatti dicono che se gli animali non calpestassero il nostro territorio non ci sarebbe un'ecosostenibilità come è reale, perché non ci sono i terreni non franano, quindi c'è la filtrazione delle acque e gli animali sul territorio abbiamo dei rapporti uva-ettari che sono veramente irrisori, perché noi in estate vanno in montagna col pascolo controllato e in inverno vengono a casa e quindi siamo più che ecosostenibili, penso. Ecco. Presidente, la GDO, si parla tanto di prezzo del latte, voi però vi trovate un problema grosso quanto queste 3 lettere. Il prezzo del latte al momento è alto, speriamo che rimanga su, che non cali, però si sa che ballerino, come fa presto andare su, fa presto anche tornare giù e speriamo che quando ritorna giù siamo pronti con qualche strategia da portare avanti. Questa idea dell'OCM a livello europeo può essere utile per il settore, oltre che per voi, per quanto di nicchia? Beh, bisognerà anche lì, per conto mio, fare una distinzione tra montagna e pianura, però penso che sia una buona opportunità, perché saranno dei soldi che ritornano indietro, ritornano ancora sulla filiera. Ecco. Allora chi vivrà vedrà. Speriamo in bene. Una delle caratteristiche delle cooperative che è emersa appunto da questa conversazione, da questo summit del lattiero caseario organizzato da Alleanza Cooperative, è stata la particolare longevità. Essere in una cooperativa significa avere una durata molto più lunga delle società di capitali, per esempio. Però il problema nasce di generazione in generazione. Mentre prima il ricambio, bene o male, era abbastanza facile, oggi non è facile avere un figlio che ha la voglia di mettersi in gioco e di mettersi a fare impresa per i fatti suoi. E questo è un problema che presenta molto bene Elisa Cugini. Elisa Cugini è un'imprenditrice agricola, socia della latteria sociale La Mezzanese, che vede nelle cooperative la risposta anche al fatto che magari domani qualcuno voglia inseguire l'idea di un lavoro dietro la scrivania e non la possibilità
di continuare a produrre del latte e quindi a dare del valore aggiunto e qualità del prodotto italiano. State a sentire che cosa mi ha detto. Allora, io sono qui con Elisa Cugini, che è imprenditrice agricola e socia della latteria sociale La Mezzanese. Senta, mentre lei parlava, intanto grazie al suo tempo e della sua cortesia, A voi? mentre lei parlava diceva una cosa molto grave, io non ho mancato di annotarla, e le prospettive e il ricambio generazionale nel lattiero caseario, perché lei dice sì, vabbè, come genitori ci auguriamo che un figlio gli venga il ghiribizzo, ma se no che si fa? Se no si perde ricchezza sul territorio, le aziende chiudono, non c'è ricambio generazionale, e questo nel nostro settore è un lavoro che, se non c'è una passione quasi viscerale, direi, un collegamento col terreno e con gli animali quasi viscerale, è difficile che uno di un altro settore arrivi a fare una scelta di questo genere. Potrebbe essere anche occasione per inserirsi delle società di capitali o fondi che hanno grosse disponibilità anche finanziarie, e chiaramente però poi l'allevamento in Italia prenderebbe delle connotazioni completamente diverse, quindi non è più una ricchezza del territorio, ha una dimensione umana, ma diventerebbero degli agglomerati con tutti i rischi che poi sappiamo possono compromettere, da primo lo spopolamento di certe aree. Lei dice con le cooperative potete avere progetti supporto, soprattutto i soldi. Sì, il supporto, l'incoraggiamento, delle volte anche solamente lo scambiarsi, il confrontarsi con altri soci può agevolare certe scelte imprenditoriali, e poi arrivare anche a una forma di garanzia. La società, la cooperativa può diventare garante di prestiti o di finanziamenti, di autofinanziamenti ai singoli soci, e chiaramente vanno valutati poi in base a progetti di investimenti, di aumento di produttività e di competitività. Senta, ma perché i ragazzi non si sentono stimolati a fare questa vita? Io non credo Lei che... perché l'ha fatta, se non sono indiscreto? Ma allora, io l'ho fatta come scelta perché provengo da una famiglia di agricoltori, e come tale avevo dentro di me, nel DNA, questo richiamo. Io ho fatto un altro percorso, e nel momento in cui è venuto a mancare mio padre mi sono sentita di ritornare, perché dico, fuori potrei fare quello che faccio in casa, con la differenza che lì lavoro a casa mia. Devo dire che come qualità della vita mi è cambiata. Prima facevo il direttore generale di una piccola media industria, e credo che la qualità della vita proprio non recrimino niente. I giovani devono e possono restare in azienda, e devono restare in azienda. L'agricoltura e il settore zootecnico è attrattivo per i giovani, ma chiaro è che il passaggio generazionale, soprattutto all'interno dei contesti familiari, va guidato, ed è qui dove si gioca il futuro anche della zootecnia italiana. Molto bene, allora in bocca al lupo. Grazie. E allora qual è il senso e il succo di questa vicenda? Qual è allora quello che la cooperazione può ottenere in Europa? Intanto la nascita di un OCM, cioè un'organizzazione comune di mercato per il settore latte. Questa è un'idea, tra l'altro, che solletica non pochi operatori del settore, e anche operatori che del settore latte non sono, diciamo così, del tutto. Cristian Moretti di Legacoop Alimentare osserva con molta attenzione la possibilità di espandersi in Europa col lattiero caseario e anche per i prodotti agricoli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il fatto di un clima impazzito che crea dei problemi per quanto riguarda la produzione di frutta e verdura in questo paese. E allora state a sentire che cosa mi ha detto Cristian Moretti, presidente di Legacoop Alimentare. Allora Presidente, intanto grazie del suo tempo e della sua disponibilità. Mi pare che da questi stati generali del latte stamattina siano emerse alcune cose. La prima, qui o ci si federa in un OCM, o se no in Europa saranno problemi gravi. La seconda è che qui serve un'idea, perché non mi pare che ci sia molta voglia di andare avanti nelle nuove generazioni. Cioè, paradossalmente la longevità si basa nella misura in cui terranno le cooperative.
Noi l'idea l'abbiamo, che è quella che per pensare al futuro è più facile farlo con le condizioni date del mondo, sempre più complicato, i settori sempre più complicati. Noi pensiamo che sia più facile guardare al futuro aggregandosi, facendo delle cose assieme, perché il nostro tessuto imprenditoriale, anche quello delle cooperative, a volte non è sufficiente per dare delle risposte ai soci, soprattutto risposte economiche, ed è il motivo per cui noi facciamo le cooperative, che deve avere risposte economiche. L'OCM è uno strumento normativo che noi chiediamo per avere una leva in più, per poter essere ancora più attraenti rispetto a chi, ai produttori di latte, agli allevatori, per mettere insieme le loro forze dal punto di vista produttivo, ma soprattutto dal punto di vista delle competenze. Noi abbiamo bisogno per il futuro di accedere alle competenze migliori, perché abbiamo bisogno di fare più ricerche e sperimentazione, perché abbiamo bisogno di più consulenza dalle imprese e nelle cooperative, e l'OCM con le azioni ammissibili, usiamo questo termine mutuato dall'ortofrutta, può essere una risposta. Naturalmente ci vuole un forte consenso del mondo agricolo, ci vuole un forte consenso politico, e noi oggi è un lancio per cominciare a costruire questo percorso che porti a questo consenso. Senta, a proposito di mondo ortofrutticolo, quest'anno con l'alluvione in Emilia Romagna, poi i problemi di siccità nel meridione d'Italia durante l'estate, si parlava, Vernocchi parlava prima dei problemi che ci sono stati con le patate, addirittura con i pomodori. Ecco, ma in tutto questo, tra l'altro, il 20 di gennaio Donald Trump diventa presidente degli Stati Uniti, la prima cosa che farà sarà mettere i dazi su quello che arriva dall'Europa. Allora che si fa? Il biglietto per Lourdes lo compriamo tutti assieme e poi dopo? Un viaggio a Lourdes non guasta mai. Su questo mi pare che siamo ampiamente d'accordo. C'è un tema che negli ultimi anni, per colpa del cambiamento climatico, e guai a chi lo nega, è sempre più difficile produrre. Sempre la difficoltà di produzione va sia a incidere sia sulle quantità che anche sulle qualità dei prodotti, sì, che è comunque un parametro molto importante. Oggi abbiamo delle filiere diversificate, abbiamo filiere fortemente proiettate all'export, per cui i potenziali dazi sarebbero un disastro, e qui c'è anche da dire che bisogna stare attenti a non fare delle profezie autoavveranti, perché poi questa cosa può generare delle corse, ad esempio, a vendere e a esportare il più possibile prima del 20 di gennaio, quindi anche, diciamo, aumento di costi dovuto a un eccesso di richiesta in termini di container o di permessi di esportare. Quindi queste cose vanno monitorate. Naturalmente noi lavoriamo, e l'OCM del latte potrebbe servire anche quello per migliorare il nostro posizionamento anche dal punto di vista degli interventi in termini di riduzione di impatto. Per esempio nell'ortofrutta molti degli interventi che vengono finanziati nelle aziende agricole hanno la funzione di riduzione dell'impatto delle grandinate, degli insetti alieni come la cimice, e questo è una cosa che potremmo fare anche per il settore latte, perché ad esempio molti degli interventi di benessere animali dentro la stalla potrebbero essere finanziati al 50% con una possibile OCM. Ecco, ma come si fa a parlare di benessere animale quando l'Europa dice sì alla carne sintetica? Io per giunta ho sentito qualcuno dire qualche giorno fa alla radio addirittura la carne sintetica è migliore di quella, diciamo, naturale. Io credo che oggi nessuno possa dire questo, perché siamo ancora in una fase di sperimentazione e di costi per produrre quel tipo di prodotto lì che sono enormi, più dell'altro. Naturalmente questa cosa può essere soggetta a una riduzione di costi e a evolvere nei prossimi 10, 15, certo, 50 anni. Io non lo so dove sarò fra 50 anni, però credo che noi intanto sarà importante poter garantire a tutti i consumatori di tutta Italia e di tutta Europa una produzione agricola sana, sostenibile, e che dia una risposta ai produttori agricoli, intanto sulle filiere che noi oggi conosciamo. Senta, per concludere, che cosa si deve fare per tutelare questo settore? Perché mi pare che ultimamente l'idea sia produrranno i paesi più poveri e noi importeremo e basta.
Noi questa visione qui l'abbiamo sempre contrastata. Noi teniamo all'idea che gli agricoltori svolgano un ruolo di produzione del cibo, che è importante, ma possono oggi produrre nel corretto ambito dell'energia, ad esempio con il biogas, il biometano, possono produrre fibra con le coltivazioni di fibra, possono produrre tutto quello che serve all'Italia. Naturalmente nessuno ha, sapendo quanto è grande l'Italia, deve immaginarsi delle autosufficienze a 360 gradi, quindi lo scambio commerciale sarà sempre importante. Io credo però che per il valore sociale che ha l'agricoltura nei territori più fragili, nelle aree interne, in montagna, in collina, nessun paese d'Europa e nessun politico potrà permettersi di abbandonare l'agricoltura. Sicuramente. Senta, un'ultima domanda, che cosa farà domani? Domani sono a Roma, c'è il rapporto agroalimentare di Ismea, sarà un momento di confronto e di verifica rispetto ai numeri del 2023 e 2024 del settore agroalimentare. Speriamo bene allora. Speriamo bene. Grazie. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stasera noi abbiamo una gradita ospite che è Anna Amadeo. Anna Amadeo è un nome che per chi è cresciuto in Calabria, pane e salame e suoi derivati, è un nome che praticamente ce l'abbiamo ormai infilato nel DNA. Perché? Perché nel 1984 suo padre Ernesto, uno che ha avuto un coraggio praticamente suicida in una regione come la Calabria, dove di solito non cambia mai niente, ha avuto la bella idea, sceso dalla sua splendida Simca 1000 metallizzata, che ce l'aveva anche un mio cugino al paese, quindi conosco l'epoca e conosco i tempi. Insomma, lui ha avuto il coraggio di mettere in piedi prima un allevamento di maiali, poi la macelleria, poi il salumificio, poi sono diventate delle vere e proprie industrie, poi è diventato praticamente un impero global, come si suol dire, che esporta salumi dalla Calabria, da San Demetrio Corone nel Cosentino, ma loro hanno anche altri impianti di produzione sempre in Calabria, nel resto del mondo. Tra chi aveva la voglia di darsi alla pittura e alla danza, ma che l'estate lavorava a mettere pure lei le etichette sui salumi e che poi è andata a studiare in quel di Milano e da Milano si è agganciata alla GDO e oggi ha preso in mano il timone dell'Amadeo dopo 40 anni, perché Ernesto Amadeo e sua moglie Rosina Santa hanno avuto 4 figli, e Anna Amadeo, che ho il piacere di avere mia ospite stasera qui a Chilometro Zoom. Intanto buonasera e benvenuta. Grazie mille dell'invito, piacere di conoscerti. Dottoressa, senta, 40 anni di questa azienda, io ho letto il suo libro, tra l'altro ve lo voglio fare vedere adesso qua sul nostro video. Ora vi mostro la copertina, è un libro che è stato pubblicato per i tipi di Cairo, eccolo qua, e si intitola Il coraggio della restanza, con la prefazione di Tommaso Labate. Notare questa immagine di quest'albero con la chioma rossa, quindi il rosso del peperoncino, il rosso del piccante calabro, che però ha la forma di tronco della Calabria che affonda le radici nel terreno. Ecco, voglio dire, dal ballo, dalla pittura al business, ai maiali, ai prodotti di derivazione suina, com'è che ci si innamora, com'è che nasce la passione per un lavoro come questo? Perché è chiaro che un lavoro così si fa solo con passione, e leggendo il vostro libro, insomma, mi sembra molto chiaro che la passione è qualcosa che ha contagiato generazioni di Amadeo. Esatto, e grazie per il bellissimo incipit, perché hai già detto tantissimo della realtà Amadeo. Sì, la passione è alla base di tutto quello che facciamo, perché anche noi seconda generazione, che adesso siamo entrati in azienda da un po' di anni, ormai io sono
dal 2010, appena lanciato il cappello da neolaureata, che ho iniziato operativamente con la borsetta in mano a seguire la parte commerciale dell'azienda, ma c'è, come hai detto tu, alla base di tutta la nostra formazione aziendale un percorso familiare e personale che ci ha portati a sentirci già parte dell'azienda da quando siamo nati, perché l'azienda e la famiglia sono due cose che hanno sempre camminato di pari passo, quindi la passione è stata, come dire, è nata spontaneamente. Non si poteva non affrontare dei momenti di pranzo, di cena senza discutere dell'azienda, senza parlare dei progetti, degli investimenti, del futuro. Quindi noi figli, seconda generazione, siamo stati coinvolti sin da piccoli nei progetti dei nostri genitori. Da qui pian piano indirizzati negli studi, e poi ognuno ha trovato il suo spazio. Infatti la mia vena artistica, come giustamente hai evidenziato prima, ha trovato sfogo subito nella parte commerciale marketing, quindi mi sono sentita calzare bene quell'abito, perché ho potuto mettere a disposizione dell'azienda l'occhio di una nuova generazione che semplicemente innovava la tradizione, che è uno dei nostri claims. Innovare rispettando la tradizione è alla base della politica Amadeo. Noi facciamo da 2 generazioni, dal 1984, salumi della tradizione calabrese, quindi l'attenzione alla base del nostro lavoro è proprio incentrata sulla filiera produttiva e sulle materie prime, dal maialino all'allevamento di questo maialino che deve essere rispettoso del benessere animale. Abbiamo avuto diversi premi internazionali su questo fronte, da Compassion in World Farming, l'ultimo proprio di recente a Parigi in occasione del SIAL un mese fa, che ci premiano come non soltanto esempio italiano per il rispetto del benessere animale, ma anche come modello da imitare in una regione dove la zootecnia ancora ha tanto da fare, perché i numeri che rappresentiamo sono molto piccoli. Il benessere animale è un fattore indispensabile e fondamentale per la filiera produttiva, ma a questo si aggiunge la parte agricola, che viene tutta fatta in regime di biologico da sempre. I nostri uliveti sono ettari di uliveti coltivati nelle nostre colline ioniche pressilane, anche la raccolta avviene ancora in maniera tradizionale, senza l'utilizzo di attrezzature che possono stressare la pianta, per poi andare avanti nel processo produttivo, quindi agricoltura, coltivazione del peperoncino di Calabria, che hai detto bene, è rappresentato in quel rosso, che non è solo il rosso del peperoncino, ma il rosso della passione, il rosso del marchio Amadeo, è il rosso fuoco di Calabria che ci rappresenta, quindi questa voglia di andare ancora avanti e di restare, ecco, ci piaceva il colore rosso. E poi si va avanti nella filiera produttiva con gli stabilimenti di trasformazione che portano sulle tavole degli italiani e non solo, in 26 paesi nel mondo, i salumi della tradizione calabrese, la salsiccia, la soppressata, l'anduia, il prosciutto di suino nero, che è il nostro prodotto principe, il re della tradizione della nostra famiglia, perché la razza autoctona del maiale nero è stata proprio l'idea geniale di mio padre, ecco, quella di voler ricominciare dalla terra, ma dalla riscoperta di una razza autoctona. Il suo progetto è stato questo ed è oggi vincente, ci viene riconosciuto da diversi mercati nel mondo, perché il suino nero, abbandonato nel dopoguerra in Italia, nel sud Italia, dappertutto, è stato per lui invece proprio la sfida di ripartire a recuperare quella razza, ritornare a fare un allevamento slow, per intenderci, quindi a ritmi lenti, perché questo impone la genetica autoctona del maiale nero, quello di non essere forzato nei ritmi di accrescimento, di avere ampi spazi, quindi un allevamento estensivo all'aperto, semibrado o brado, quello di rispettare non soltanto i ritmi di accrescimento, ma anche proprio lo stato psicofisico dell'animale, cioè noi non facciamo fecondazioni assistite, i nostri suini sono lasciati liberi nei boschi dell'amore, che ormai sono famosi in tutto il mondo, dove decidono secondo i loro ritmi quando riprodursi e come riprodursi. E questo è un altro aspetto importantissimo nel nostro standard del benessere animale. Quindi mio padre questa idea l'ha trasformata poi, questa sua passione soprattutto per la razza autoctona, l'ha trasformata poi in una filiera che oggi è riconosciuta con il bollino blu
come dal Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agricoltura come 100% puro suino nero italiano, quindi l'unica filiera che ha alla base un disciplinario di produzione che guarda alla tutela del consumatore in primis, grazie all'attenzione a ritroso su tutta la filiera produttiva, dall'allevamento alla trasformazione. Quindi, ritornando all'Anna del 2010, ecco, con tutta questa materia prima, con tutta questa base messa a disposizione dalla mia famiglia, era veramente un peccato non metterci quel quid in più, quindi la mia parte è stata quella di innovare nella tradizione, rendere accessibile il prodotto pregno di significato, di valori, di qualità, che è questo suino nero italiano di Calabria, che è questa tradizione calabrese di salumi e carni fatti in maniera artigianale e qualitativa. Il mio compito è stata quella di presentarla ai mercati italiani e internazionali e di adeguare il prodotto alle diverse esigenze di consumo. Oggi siamo capaci di soddisfare le esigenze di un single con delle monoporzioni, piuttosto che di chi vuole l'anduia in bottiglietta squeeze, pronta da essere appunto squeezata su pirini, secondi e pizze. Siamo capaci di intercettare i diversi trend e mode, consumi, ma mai snaturando la ricetta della tradizione originale. Quindi questo è quello che ho messo a disposizione della nostra famiglia e che la seconda generazione prova a mantenere in vita ogni giorno all'interno dell'azienda. Ecco, prima noi ridevamo perché, essendo io di Vibo Valentia, a pochi chilometri da Spilinga, che è la capitale mondiale dell'anduia, dicevo che i Madeo sono stati i nostri giapponesi perché hanno copiato l'anduia e l'hanno migliorata come fanno i giapponesi, perché in realtà nella zona di San Demetrio Corone l'anduia non era particolarmente, diciamo, nella loro cultura. Scherzi a parte, loro si sono inventati l'anduia spalmabile, che effettivamente ha il suo perché e il suo vantaggio. E poi mi piace ricordare una cosa ai nostri ascoltatori. Il nero di Calabria è già citato nell'Odissea quando si parla della nera gregge che s'abbevera alla fonte d'Aretusa, quindi addirittura diffuso anche in Sicilia, a Siracusa, visto che si cita Aretusa. Recuperare una razza autoctona che peraltro era lì per sparire. Solo l'Opera Sila negli anni 70-80 era riuscita a salvare alcuni esemplari, e poi è stata la genialità dei Madeo che sono riusciti, tra l'altro imparando a loro spese, che sono anche dei maiali molto furbi, perché all'inizio non avevano il recinto elettrificato e i maiali scavavano e scappavano in fuga per la libertà, quindi anche qua hanno dovuto sostanzialmente imparare tra di loro. Una cosa che emerge leggendo questo libro, Anna, è che due cose. La prima, l'avvio dell'avventura Madeo esiste perché c'è stato l'intervento dello Stato, la Cassa del Mezzogiorno, i fondi statali, eccetera, eccetera. La cosa bella di questa storia è che, a differenza di altri che si sono serviti della Cassa del Mezzogiorno per farne cassa e basta, e qui invece i soldi venivano impiegati per quello che veniva progettato. I debitori e i creditori sono stati tutti quanti saldati, specialmente all'inizio, quando avete fatto il primo capannone, che non dormivate la notte per le cambiali. E però, ecco, appunto, in questo caso i soldi dello Stato sono serviti. Allora la domanda che io mi pongo da ormai quasi 44 anni è questa: il Sud Italia non cambia perché non può o non cambia perché non vuole? Perché voi altri mi pare che i soldi che vanno dato li avete impiegati per lo scopo che avevate promesso e non mi pare che ci avete mangiato sopra. Per cui allora qual è il segreto? Cioè, dov'è la verità? Allora, la mia personale opinione, un giusto punto di vista, è che la differenza la fanno sempre le persone, in qualsiasi contesto sociale ci si trovi, quindi non è la Calabria, non è la Lombardia, il problema non è la Sicilia, il problema sono le persone. Diciamo che il retaggio della cultura di quegli anni, soprattutto, che ci hanno anche
etichettato poi, perché questa è la cosa negativa, che nel modus operandi di alcune e poche persone è stata etichettata anche una regione intera e la faccia di tantissimi calabresi che hanno lavorato in maniera seria e professionale come noi. Infatti nel libro c'è anche questo passaggio, giustamente, che per togliersi di dosso mio padre questa immagine negativa che la Calabria aveva, anche nelle relazioni commerciali ha dovuto fare il doppio del sacrificio e dello sforzo per far credere nel progetto e nella serietà dell'impresa anche gli interlocutori con cui ci raffrontavamo della grande distribuzione piuttosto che. Credo che tutto quello che di brutto sia stato fatto anche negli anni passati, le cosiddette cattedrali nel deserto, di cui la nostra regione purtroppo ne è piena, non appartengono alla filosofia dei Madeo e di tanti altri seri imprenditori che in Calabria oggi ci sono. E personalmente, come seconda generazione, posso dirti che ho notato un cambio di rotta, lo dico volentieri, ed è questo l'auspicio e il messaggio positivo che lanciamo con il coraggio della restanza. C'è un cambio di rotta nella classe imprenditoriale nuova calabrese, nelle nuove generazioni, perché spesso ci sono colleghi imprenditori che hanno avuto la fortuna di fare esperienze all'estero, studi fuori, e il problema è sempre alla base, è la cultura che fa la differenza, la conoscenza che fa la differenza. Quindi col cambio generazionale tante cose stanno cambiando, modificando, e sono positiva nel dire che ci sarà una nuova Calabria che si farà conoscere, che già si sta facendo conoscere in questi anni. C'è ancora tanto da fare, perché è una regione d'altronde che ha 1.200.000 abitanti, poco più, con 800 chilometri di costa, aree interne incontaminate, non ancora scoperte, da valorizzare sia dal punto di vista della filiera agroalimentare e agricola, sia dal punto di vista turistico e culturale. Nel nostro libro infatti parliamo tantissimo di noi, che siamo minoranza etnica. Infatti, questa è la vostra forza, addirittura nella ragione sociale, salumificio albanese. Albanese, sì, la prima ragione sociale. Calabria. La prima ragione sociale era questa, salumificio albanese, che poi spero prossimamente recupereremo in un marchio che magari celebrerà questo legame ancora di più con l'Arberia e l'Albania. Forse questa differenza culturale, io dico sempre, tra gli Arbresh di Calabria e altre parti della Calabria è dovuta proprio al fatto che sono rimaste comunità a sé, un po' isolate, un po' chiuse, che hanno mantenuto però in vita nelle loro comunità usi, costumi, tradizioni, ricette come quelle della soppressata, piuttosto che o la crema di peperoncino, che negli anni 90 è stato il punto di svolta. Bravissimo, quindi questo è proprio il risultato di chi siamo, e l'Arberia, gli Arbresh si stanno facendo riscoprire, si stanno ritrovando in questi anni, perché le comunità sono sparse in tutto il sud Italia, dalla Campania alla Puglia, alla Molise, alla Calabria, fino alla Sicilia, quindi questa comunità che si ritrova e si fa riscoprire unita, compatta, ma soprattutto riporta in vita queste tradizioni. Allora io dico, ecco, se magari dico, perché mi pongo anch'io la stessa domanda, se magari è stata questa la differenza che ha permesso di costruire una realtà come quella della nostra famiglia in una parte di Calabria dell'entroterra, magari l'invito è: non vi spaventate, a tutti i calabresi che sono scappati negli anni 60-70, ma ritornate, provate a mettere in pista le vostre idee. Oggi non è più l'Italia di quegli anni, ci sono ancora più strumenti a supporto dei giovani imprenditori, strumenti finanziari nazionali, regionali, europei, che consentono la creazione di start-up, di aziende da zero, associazioni di categoria molto presenti sul territorio. Quindi l'invito è di ritornare, perché la Calabria ha proprio bisogno di questo, di persone che hanno fatto esperienze nuove fuori, che portano tanto know-how a casa nostra, in questa terra che ancora è incontaminata. E allora sì che vedremo una Calabria diversa, che si può confrontare con tutte le altre regioni d'Italia. Quindi ritorno a rispondere che la differenza la fanno le persone. Questo sicuramente. Ecco, però una cosa che per esempio traspare dal libro, anche non diciamo seccatura, ma diciamo lo sconforto di suo padre, che oggi è sindaco a San Demetrio Corone,
e quindi ha deciso anche lui di, come si dice, sporcarsi le mani con la cosa pubblica. Lui però osserva nel libro che a mano che l'azienda procedeva, a mano che l'azienda si ingrandiva, comunque c'era questo disinteresse delle istituzioni locali. Da un lato, ecco, io noto una sorta di, diciamo così, schizofrenia tra la vostra realtà, che siete molto uniti, molto, molto toccante, per esempio anche quando la scena in cui siete andati tutti quanti al mare per salutare vostro nonno ormai prossimo ad andarsene via. E dall'altro lato vedo il menefreghismo della cosa pubblica. Allora forse ha ragione in parte Tommaso Labate quando nella prefazione prende e dice vabbè, però la Calabria continua a essere un'isola malgrado tutto e i calabresi sono fatti di isole. E com'è che voi invece vi siete riconosciuti arcipelago? Questa è una bella domanda. Allora, sicuramente lo sconforto qui, allora, su questo posso risponderti soltanto con una cosa, che quando mio padre dice sempre imprenditori si nasce e non si diventa. Questo è vero. Quando quella fiamma brucia dentro una persona, che tu ti trovi in Calabria, che ti trovi in qualsiasi altra parte del mondo, non c'è nessun ostacolo che possa bloccare la tua idea progetto. Allora, questo è stato mio padre. Mio padre è stato veramente imprenditore da giovanissimo, perché nonostante le origini umilissime, veramente una nonna contadina e un nonno muratore che chiamavano maestro, appunto, e una famiglia che non poteva dargli molto altro, ha veramente cercato qualsiasi strumento per avviare la sua attività, che poi gli ha dato ragione dopo 40 anni, lo ringraziamo tutti di questo, ma ha combattuto anche contro tanta ignoranza e difficoltà create da istituzioni di quei tempi poco collaborative, ma soprattutto che non comprendevano il progetto imprenditoriale, perché alla fine un imprenditore cosa può chiedere? L'imprenditore chiede alla parte pubblica i servizi, i diritti che ogni cittadino chiede, le infrastrutture, le strade, la sanità, la scuola. Quindi ancora oggi nelle nostre zone dell'entroterra c'è tanto da fare, però ecco, il suo intervento nella cosa pubblica è proprio dettato da quel fuoco, da quella missione. Infatti lo fa senza scopo di lucro, lui non percepisce un euro nella sua nuova missione da sindaco. Da 3 anni è sindaco della comunità, voluto e votato dai cittadini, proprio perché, vedendo l'esempio Madeo, quest'arcipelago, come dicevi tu, in un'isola Calabria che cresceva florido e felice, anche la comunità ha fatto a gran voce questa richiesta: aiutaci perché si cambino le cose anche nella comunità tutta. In 3 anni il comune di San Demetrio è totalmente stravolto, i progetti sono ripartiti, abbiamo una postazione appena insediata del 118, che è una delle poche nuove postazioni della regione Calabria, che sta lavorando molto bene perché è da servizio a tutta l'entroterra, ai paesini vicini, e ci sono progetti per le scuole, per la cultura, per il turismo. Quindi questo che cosa significa? Che volere è potere, e che anche e soprattutto nella cosa pubblica, con tutto quello che è oggi il supporto dei vari livelli, si può fare tanto, e che bisogna avere persone competenti e preparate. Lo staff di lavoro naturalmente non è solo mio padre, ci sono tecnici, ingegneri, quindi le professionalità ci sono anche in Calabria, e lui sta facendo molto bene la sua parte anche da amministratore, fidandosi di noi, che speriamo di fare altrettanto bene anche nell'azienda per i prossimi anni. Quindi la cosa importante, il messaggio importante che il Coraggio della Restanza vuole lanciare, ripeto, è sempre quello di una Calabria che si può riscattare, che una Calabria che c'è, che esiste, e che notiamo sempre di più viene apprezzata per quello che è insito nella sua tradizione, nella sua enogastronomia, e quindi un invito ai giovani a rientrare o a non andare via proprio, perché ancora oggi il fenomeno migratorio purtroppo tocca la nostra terra. La cosa, l'esempio Madeo sì, è una storia di Calabria, ma che speriamo sia da esempio per tanti altri che vogliono replicare tante altre piccole storie di Calabria, e magari un domani la Calabria sarà portata come esempio. Io a Siala a Parigi ho dato questa challenge, ho lanciato questa sfida alla Compassion in World Farming. La Calabria
alleva circa nel settore zootecnico dei suini, rappresenta un patrimonio di suini allevati che non supera le 10-12.000 i 10-12.000 capi, quindi una popolazione molto bassa, considerando che questo è il numero di solito di capi allevati in un allevamento del nord Italia. Questo è quindi voi non avete neanche il problema della peste suina, suppongo. Ma la peste suina è un problema italiano e quindi purtroppo c'è dappertutto e bisogna tenerlo sotto controllo, però sicuramente prolifera meno nelle zone in cui c'è bassa concentrazione, come la Calabria, perché non c'è una concentrazione così elevata di suini come al nord. Ma a maggior ragione questa è un'opportunità, cioè nella crisi del settore peste suina questa diventa un'opportunità per la nostra regione, che invece può far nascere una zootecnia sostenibile che rispetta i nuovi requisiti e i nuovi standard europei, una zootecnia di qualità, non di numeri, non di quantità, ma di qualità, e quindi perché no, la sfida potrebbe essere quella di una regione Calabria che invece si differenzia e si fa riconoscere. Noi come Madeo questo programma lo abbiamo già avviato in collaborazione con altri allevatori calabresi, perché oltre ai nostri allevamenti di proprietà, che sono 4, abbiamo diverse socide e soci conferitori tra le province di Crotone, di Catanzaro e di Reggio, che stanno seguendo il nostro modello, hanno convertito le loro strutture, le stanno migliorando e stanno avviando questo tipo di progetto, una zootecnia sostenibile, etica e rispettosa anche dell'ambiente in cui ci troviamo. Anna, per concludere, siete nati a San Demetrio Corone, con le vostre forze avete conosciuto la GDO, ci siete arrivati prima degli altri, avete fatto un lungo cammino di 40 anni e altri ancora vi attendono. Qual è il vostro prossimo obiettivo? Il nostro prossimo obiettivo sono l'apertura di nuovi mercati. In questo 2024 siamo in fase di conclusione sull'iter di apertura degli Stati Uniti, quindi speriamo a breve di poter raggiungere anche i nostri calabresi che vivono oltreoceano e che aspettano i prodotti della tradizione originali proprio nei loro mercati. Quindi prossimo step Stati Uniti e l'altro importante goal naturalmente è quello di associare sempre più aziende della filiera agricola calabrese e non solo, anche delle vicine regioni del sud Italia alla filiera Madeo, perché si costruisca sempre di più un progetto suino nero italiano che coinvolga tante altre realtà medio, piccole, familiari come quella di Madeo. Quindi l'idea è continuare ad aumentare e far meglio quello che facciamo. Oggi Madeo rappresenta circa 30 milioni di euro di fatturato, 150 dipendenti, 26 paesi in cui esportiamo nel mondo. L'obiettivo è di raggiungere i 40 milioni e magari, perché no, i 200 dipendenti e così via. Quindi ancora costruire ed investire su questa filiera di qualità che fa la differenza e soprattutto porta nel mondo un pezzettino di Calabria bella che dovremmo raccontare tutti i giorni. E allora buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie. Avete ascoltato Chilometro Zero.